Abbiamo eseguito nella notte tra venerdì e sabato scorso un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso nei confronti di un soggetto nei cui confronti abbiamo raccolto gravi e concordanti indizi di colpevolezza in relazione al duplice omicidio che è avvenuto a Cison di Valmarino lo scorso 1° marzo ai danni dei coniugi Nicolasi. Si è trattato di un'attività investigativa che abbiamo svolto fin ovviamente dall'immediatezza del fatto straordinario e cruento per Cison, ma anche per tutta la provincia di Treviso. Abbiamo sviluppato l'attività sotto la direzione della raccolta delle prove testimoniali. Noi fin da subito, occupati a ricostruire la scena del delitto, occupati a sentire, a sommare informazione i familiari, contemporaneamente a questa attività frenetica che si è sviluppata già dalle prime ore del primo pomeriggio del 1° marzo, sui nostri centralini, sul nostro 112, sono arrivate delle telefonate di cittadini che, avendo appreso la notizia del duplice omicidio, ci hanno incominciato a fornire tutta una serie di segnalazioni, ognuna delle quali per noi importante, ognuna delle quali per noi meritevole di ulteriore approfondimento. Tante magari sono state così, tra virgolette, scartate per l'attività investigativa del duplice omicidio, ma parecchie le abbiamo approfondite e messe a sistema e ci hanno consentito poi di arrivare venerdì su sabato scorso a ottenere la condivisione da parte della Procura della nostra ipotesi investigativa e quindi il dottor Romanelli a emettere il provvedimento di fermo. Fermo che poi è stato ovviamente oggetto di convalida e proprio ieri il GIP ha convalidato il fermo e ha disposto una misura cautelare in carcere.